Allora, prima di premiare le nostre due medaglie, che sono un argento nella stessa categoria, vorrei farvi dire due parole su questa spedizione. Dai, Ale, che è stato l'accompagnatore da qualche anno, prima era atleta, adesso è accompagnatore, si laurea, e poi a Lorenzo che è l'allenatore, dico bene, Ale, quindi due parole su questa spedizione. E sabato non sembrava andata benissimo, invece domenica si è risollevata. Allora, sabato gareggiavano i maschi e diciamo che poteva andare meglio, abbiamo avuto degli piccoli comprensioni sul tatami, però insomma ci sta la parte del gioco, sono dei due che sono sempre di più uno degli altri, ma diciamo che è stata comunque dal mio punto di vista una buona spedizione per tutti gli atleti maschi che ho accompagnato io e ci siamo divertiti. Allora c'era, li cito in ordine, nei 60 kg c'era Boris Gubbia, nel 66 no, solo quello che cito adesso c'è si alza, Thomas Fisson. Bravo Thomas! Nel 66 c'era Gino Giammanco Stefanè e nei 73 c'era Giulio Diretti. Questi erano i quattro maschi che si portati. Poi la settimana prima abbiamo fatto due infortuni, comunque sì, quello abbiamo fatto tutto, così che ci siamo divertiti come al solito, noi andiamo in qualche per questo, e insomma ci siamo, facciamo sempre. E basta, poi per le donne lascio il microfono. Beh, per le donne abbiamo fortunatamente la medaglia, ce l'abbiamo qua, che è di Elisa Cicero, che è arrivata prima, che è medaglia d'oro dei 63 kg, con due sue colleghe, sempre dell'Università di Udine, Elena Battaiotto, che era la terza, che però non c'è oggi perché ha questioni di università. E anche Laura Scano, che anche lei per problemi di studio è rimasta a casa. Ilaria Lunardo, che è qua, 70 kg e lotta settima. Ilaria, vieni anche tu, no, fortunatamente le donne questa volta hanno fatto da padrone, hanno fatto vedere ai maschi come si comanda, come si combatte soprattutto. No, Elisa è stata molto brava, anche perché ha ribaltato quasi tutti gli incontri, stava perdendo gli incontri, li ha ribaltati con testa e cuore, perché rincorreva questa medaglia già da alcuni anni. Era arrivata quest'anno qui anche in campionati italiani assoluti, quindi si è fatta sfuggire la medaglia all'ultimo, ha fatto veramente una grande stagione, quindi un doppio applauso per Elisa. Sono felice di questo titolo, perché è il primo titolo che ho vinto e niente, ringrazio sia gli allenatori che comunque i miei compagni di palestra, perché senza i quali non ci si prepara e alla fine non si vincono le medaglie. E ringrazio anche l'università che mi ha dato questa opportunità. Allora, la finale, ho fatto la finale nonostante Samantha Fiandino, che è un'atleta del Bologna, che avevo già incontrato a una gara 4 metro, l'avevo perso, e stavo perdendo di tantissimo, diciamo così, e a un minuto dalla fine ho ribaltato la situazione facendo che è il punteggio più alto del tutto, e quindi sono praticamente contenta di questo. Grazie. Dai. Procediamo con le premiazioni. Facciamo fare le premiazioni al nostro rettore.
Grazie.